Salve a tutti, bentrovati in questa nuova puntata della settimana di Qui Sicilia, spazio a cura del laboratorio politico Alba Siciliana, ospitato nel canale Qui Sicilia su YouTube, in compagnia di chi vi parla e del nostro amico Salvatore Ginaprelli. Buonasera. Allora, Salvatore, siamo nella post-elettorale, insomma, una fase che per molti sarà di riposo dalle fatiche delle campagne, dei comizi, dell'andare casa per casa, in questo rito democratico che si ripete da ormai molti decenni. Anche quelli che non erano più di uno, noi avevamo anticipato il tema molto prima, la questione dei comuni con un candidato solo. Prima ne abbiamo parlato come dato di storia politica, poi è venuto fuori il primo caso e ne sono venuti fuori altri due in Sicilia, poi non so, nel resto d'Italia non ho idea, non credo che sia un fatto soltanto di questo contesto, però a Cesarò, così come ad Alcara Lifusi, c'era un candidato solo. Si potrebbe pensare che questi abbiano dovuto faticare di meno, essendo più o meno già designati. In realtà dovevano, come già abbiamo detto, convincere ancora di più la gente, i loro elettori, i loro concittadini di un qualcosa di poco convincente, e cioè che valesse la pena andarci a votarli, visto che se non arrivavano comunque alla maggioranza necessaria, quelle elezioni non sarebbero state valide. E quindi a maggior ragione, insomma, devono aver sudato 7 camicie per fargli fare questa operazione. E dal mio punto di vista, ecco, questi casi estremi sono solo un indicatore dello stato di salute generale. Abbiamo saputo di una astensione molto alta e lasciamo poi perdere il capitolo referendum, dove chi non era già in moto per andare a votare il proprio sindaco, insomma, in gran parte non è andato a votare il referendum. Però io volevo solo osservare 2 casi specifici. Abbiamo parlato molto di Palermo e ora poi vedremo questo sindaco nuovo con la squadra che si porta dietro, anche l'ipoteca di alcuni partiti nazionali, Forza Italia, Fratelli d'Italia, eccetera, che poi riproducono un'alleanza che a Roma non è possibile avere, perché anzi c'è uno di questi partiti che si vanta a Roma di essere l'unica opposizione, però poi a livello di regioni varie e anche a Palermo governeranno insieme, quindi è curiosa queste geometrie variabili, qualcuno li chiamava così ai tempi della Prima Repubblica. Per cui poi a Roma vai a accusare il governo Draghi e tutti i suoi accoliti, portaborse, portacarte, e però sono quelli che appunto con cui ti relazioni alla pari in questi altri contesti. Non lo so come funziona, però devo dire un dato, insomma, quantomeno un piccolo sorriso lo strappa, e cioè il fatto che in Sicilia, a Palermo, la Lega aveva deciso di cambiare nome, come già avevamo detto, secondo me non tanto per perdere di meno, ma in qualche modo per far sembrare che avesse perso qualcun altro e non la Lega, anche se poi è venuto Salvini, quindi o c'ha 2 partiti come la moglie e l'amante, oppure il partito è sempre quello e c'ha un solo segretario. E però nonostante tutto ciò non è andata particolarmente bene. I voti, chi sa di queste cose sa che gliel'hanno portati 2 o 3 candidati in lista che vengono da altri partiti.
tipo la Caronia, mi pare che si chiami così, e altri, quindi sono voti prestati. E in più uno dei grandi delfini del leghismo siciliano, già eletto col Movimento 5 Stelle alle scorse amministrative, poi passato alla Lega, quindi con voti dei cittadini che volevano, insomma, che avevano un altro orientamento, e adesso protagonista in quanto capogruppo del gruppo della Lega in Consiglio Comunale di questa nuova stagione, non ce l'ha fatta. E quindi stavolta, non potendo prendere i voti da altre parti, al Consiglio Comunale probabilmente non ci entra. Stiamo parlando di Igor Gelarda, e quindi purtroppo dovrà fare qualcos'altro, insomma. Fatto sta che questa politica dell'utilizzo strumentale del consenso ricevuto in una certa situazione con un certo movimento, utilizzato per altre cose, evidentemente non porta bene, peggio per lui. Altro caso invece, qualcosa abbiamo detto in precedenza, qui in provincia di Catania, il comune di Militello in Val di Catania, dove mi ha stupito un po' la valutazione post-elettorale, post-vittoria annunciata al primo turno del candidato uscente, già parlamentare nazionale, Burtone, e laddove appunto la mia idea era questa vittoria annunciata con avversari fasulli, io continuo a dire, se non scelti, favoriti in qualche modo dal patron Nello Musumeci per aiutare l'amico Burtone, che poi si ricorderà di lui alle prossime regionali. Voglio dire, tutto ciò che appassiona poco, perché appunto nessuno avrebbe scommesso su qualcun altro, però pare che a livello di coscienza appunto del cosiddetto vincitore, la consolazione sia, quantomeno è stato uno stacco abbastanza ampio di percentuali, e questo è il dato della vera vittoria, perché se i numeri del primo arrivato rispetto al secondo fossero stati più vicini, insomma di poco, allora era un brutto segno, allora veramente era un segnale di scarso affetto da parte dei concittadini militellesi. Ma siccome invece la percentuale è abbastanza rilevante di vittoria, allora sì, costui si può sentire veramente scelto e prediletto dalla sua cittadinanza. Non riesco a seguirli in questi ragionamenti così sottili, per me cambia poco, per me il dato di fatto è alla partenza, no all'arrivo. Se sei l'unico con due gambe buone e gareggi con uno zoppo, uno storpio e uno sulla di rotelle, poi puoi dire che li hai staccati di 3 metri o di 300 metri, ma sempre c'era questo dato di disparità totale all'inizio della competizione. Così la vedo io. Salvatore, tue riflessioni a una settimana di distanza, a freddo se vogliamo, su qualche aspetto, su altri contesti che ti abbiano appunto in qualche modo sollecitato o non sollecitato, queste amministrative, insomma. Di sollecitare non c'è niente da sollecitare, non mi ha sollecitato niente. Grosso modo mi aspettavo che le cose andassero così, e forse per Palermo credevo che qualcosa in più ai due candidati che proprio rompevano sarebbe venuto, ma sarà stato per colpa della disfunzione dei seggi chiusi, eccetera. Però certo, il dato oggettivo che salta fuori è che quasi il 60% degli elettori non è andato a votare, quindi c'è una maggioranza silenziosa che non gliene frega più di tanto, è convinta che non cambierà niente, che sono tutti quanti uguali. A farne le spese sono anche quelle persone che ipoteticamente vorrebbero
fare qualcosa, però purtroppo è così. Qualcuno mi diceva che mi diceva una frase, cioè un aneddoto detto da Andreotti, che diceva che loro non è che si hanno paura, non è che si mettono lì a vedere i numeri, eccetera. La loro preoccupazione è se la gente non va a votare. Sì. Ora io ritengo che Andreotti, al di là di ogni cosa, sia stato un politico di un certo spessore, cioè anche uno statista. Gli statisti, come gli strateghi, cioè i politici con la P maiuscola, e gli strateghi si differenziano in qualcosa che, pur dicendo il vero, inseriscono delle piccole falsità, che poi è lo scopo effettivo. Perché secondo me non è vero che loro si preoccupano che non ci sia molta gente che non va a votare, perché la maggior parte delle persone non vanno a votare, ed è un concetto che, lo ripeto, quelle poche persone, quel 40% che va a votare, sono strutturati, nel senso che sono i vassalli, i servi dei vassalli, e una piccola percentuale di gente idealizzata, che effettivamente crede nel cambiamento, eccetera. Questa disaffezione alla politica è ovvio che un grosso contributo l'ha dato un certo movimento cui la gente aveva dato fiducia, perché pensava effettivamente che ci fosse la boa per cambiare direzione e tutto, e invece non è stato. L'unica cosa che, appunto, che mi viene da dire è questo, e sinceramente mi disilludo pure io tantissimo. Passando un po' alla situazione, alla fotografia, che in qualche modo, seppur con le consuete differenze che sappiamo, comunque costituisce l'orientamento politico di tutta l'Italia, anche se appunto a livello amministrativo. Il dato però che si è verificato ovunque si è potuto misurare, è stato proprio questo crollo elettorale del Movimento 5 Stelle. Tra l'altro qualcuno ci ha fatto pure la vignetta, eccola qua, la mostriamo, e insomma ci sono al suo capezzale il fondatore, diciamo il padre spirituale, uno dei suoi migliori prodotti, pensa agli altri, l'attuale ministro degli esteri, e poi quello che io definisco il suo commissario fallimentare, o peggio, il signor Giuseppe Conte, che in realtà è uscito dal cilindro all'indomani dell'inaspettato successo, o comunque notevole successo elettorale delle scorse politiche, non si sa bene preso da dove, perché non era né militante né iscritto, né si era mai visto al fianco del Movimento 5 Stelle. Ci sarà una panchina, un registro dei disponibili a fare i presidenti del Consiglio o a coprire altre cariche, e l'avranno pescato da lì. E questi tre, appunto, i due, come vedete, si litigano la responsabilità della morte dell'estinto. Grillo si consola, dice: beh, almeno ha smesso di soffrire. Ecco, la lettura è un po' questa. Salvatore, tu dicevi che il reddito di cittadinanza ne avrebbe in qualche modo attenuato o attutito la caduta. Beh, meno male che c'era il reddito di cittadinanza, se no erano direttamente percentuali da prefisso telefonico, cioè si votavano solo tra di loro, stretti. Però ancora all'Aquila
all'Aquila è stato da prefisso telefonico 087, qualcosa del genere. Ci sarà un motivo specifico. E in ogni caso, però, mi dicevi che insomma ancora pensi che al voto nazionale le cose andranno diversamente. Il che, prima di chiederti come mai pensi questo, io posso dire in generale che è vero, secondo insomma le logiche elettorali, che partiti diciamo con un orientamento ideologico di un certo tipo faticano sul territorio rispetto al voto politico nazionale e ancor più alle europee. Per esempio, un dato storico, la buonanima del Partito Radicale prendeva buoni risultati alle europee, decenti nelle fasi migliori alle nazionali, non esisteva completamente a livello locale, anche perché al buon Marco Pannella non gliene fregava molto, insomma, di avere sindaci, tutta sto ciarpame qua. Lui puntava direttamente a influenzare le stanze del potere, diciamo, e quindi gli bastava una pattuglia in Parlamento e il resto chi se ne frega. Qualcuno che gli è stato molto vicino diceva che lui non era interessato alla politica, ma di questo poi eventualmente potremo parlare in altre occasioni. E quindi sì, in linea di massima è una regola reale, ma poi se tendi a scomparire si può scomparire un po' meno, ma sempre si va in quella direzione. Tu cosa vedi come paracadute? Mi dicevi che qualche tuo conoscente ancora mantiene questa fede, non ha abiurato. Allora, devo dire una cosa, che immaginavo una fase calante del Movimento 5 Stelle, non immaginavo che insomma arrivasse a 4 e qualcosa per cento. Però c'è da dire anche che le amministrative sono diverse un pochettino dalle regionali e dalle nazionali, cioè dalle elezioni politiche. Io penso che ancora c'è un nocciolo duro di gente che percepisce il reddito di cittadinanza, che per paura di perdere, che poi possibilmente lo perderanno lo stesso, comunque nell'illusione che mantenere una certa forza al Movimento 5 Stelle potrebbe garantirgli di percepire questo reddito di cittadinanza ancora per altro tempo. Certo, sono tutte delle ipotesi, ovviamente. Sì, tu mi dicevi, allora, a parte 2 o 3 amici così, che vedo che proprio, che poi uno in particolare non è nemmeno dei 5 Stelle, però lascia coinvolgere in alcune cose. Però c'è molta gente su Facebook che ogni tanto esce con una foto di Di Maio o di Conte. Se ti piacciono così, condividi, qualcosa che proprio che ancora insistono in questo Movimento 5 Stelle, come se nulla fosse successo, come se non avessero tradito i principi per i quali molta gente, ricordiamo che ha preso il 33% alle ultime politiche, dovevano aprire il Parlamento come una scatoletta, non Europa, non euro e quant'altro, e poi alla fine mai con il PD. I tempi di Gargamella, delle stream nei colloqui là per fare il governo sono finiti. Ma secondo me, non so se è stato un bene o è stato un male, perché cioè sempre nella fossa settica siamo, e forse saremmo stati molto più ad affogare. Già loro, quando hanno preso il 33% e non c'era la possibilità di fare un governo, non dovevano continuare a non fare nessun compromesso, perché altrimenti deludevano una parte dell'elettorato e andare di nuovo alle elezioni. E allora sicuramente avrebbero preso la maggioranza assoluta e avrebbero fatto un monocolore. Appunto, poi non lo so dove ci troveremo in questo momento, giusto? Con i dilettanti allo sbaraglio.
Però già questo fatto qui ha fatto vedere che ci tenevano pure loro. Ora, la beffa di questi signori è che hanno voluto la riduzione dei parlamentari. A mio avviso la riduzione dei parlamentari significa anche ridurre la rappresentanza dei territori, oltre la mazzata dello sbarramento. Questi signori, se vengono confermati questi numeri, 4, 4 e qualcosa, eccetera, si sono dati la zappa sui piedi loro stessi, perché nessuno sarà eletto, a meno che non si riciclano e vanno a finire in qualche partito più grosso. Questo comunque hanno fatto danno perché hanno fatto appunto allontanare molto di più le persone dalla politica. Il discorso territoriale è tutt'altro che, cioè, è insignificante qui da noi, perché appunto quel discorso che la gente o non va a votare perché è disillusa, potrebbe essere questo non voto essere incanalato in qualcosa, però se ne escono con il discorso che è un voto perso, che insomma ci vuole il voto utile, che poi qual è questo voto utile? E niente, la vedo triste la cosa. Ma io sono sempre curioso di scoprire con le manifestazioni reali che una situazione poi produce, appunto le conseguenze di quel dato che tu, citando Andreotti, riportavi della problematicità di un'astensione, perché comunque questa parte di cittadinanza noi non sappiamo esattamente cosa pensa. Un sottoinsieme, una porzione di voto d'astensione può essere dettato da indifferenza reale e anche possibilmente di non aver bisogno in un qualche modo della politica dai vari punti di vista, di non avere avuto accesso al voto di non aver cercato il politico o essere stato cercato e rispondendo positivamente. Però io non credo che possiamo appiccicare un ritratto univoco e neanche sapere quanti di un tipo e quanti di un altro ci siano di cittadini. Penso che esista comunque una parte, che non so dire di quanto è, che è una cittadinanza molto attiva, talmente attiva che, come dicevi tu, ci è rimasta molto male dell'avventura, della parabola grillina, ma questo non l'ha assolutamente passivizzata come volontà personale, come stile di vita anche di attenzione alle cose e ambito di interessi. Semplicemente si sono arrabbiati per il tradimento che hanno avuto e hanno appunto dirottato magari il proprio attivismo, la propria attenzione in altre forme. Ora, io semplicemente cito un caso storico. Nell'ambito della sinistra, che si è sempre storicamente dichiarata una forza attiva molto più della destra, diciamo, sul piano del cambiamento sociale, insomma il conservatore è meno attivo del progressista di solito. All'inizio della storia del nostro Parlamento c'era chi come Giolitti, uno dei più famosi primi ministri, caldeggiava l'ingresso in Parlamento della forza socialista, che già esisteva nel paese, esisteva nei sindacati, nelle masse operaie, perché diceva meglio avere qualcuno di questi in Parlamento, almeno ci puoi parlare, e il Parlamento li ammorbidirà, diciamo, come carriere di deputati e senatori. Se rimangono fuori, il loro potenziale dannoso rimane alto e quindi possiamo preoccuparci della tenuta del sistema in qualche modo. Quindi, punto primo, forse Andreotti, da buon rappresentante della politica del Novecento e anche formato sul secolo prima, si ricordava di questa lezione di Giolitti. E secondo, e che è un po' forse una conferma, ricordiamoci che negli anni 60-70 del Novecento,
quelle formazioni prima di tutto ideologiche, culturali, di scuola marxista, che poi diventano leninisti, diciamo, e o maoisti o comunque rivoluzionari nell'ambito specificamente politico, che non si riconoscono nel Partito Comunista Italiano perché lo vedono totalmente ormai imborghesito, imbolsito, e anche lui assuefatto a questo ruolo di opposizione in esclusiva, e anche lì appunto saturo di comodità parlamentari, albergano la lotta armata a livello universitario, a livello di fabbriche, a livello di terrorismo e tutto il resto. Quindi quella situazione era di gente che certo non aspettava il giorno delle votazioni per andare tutto contento a mettere la crocetta anche sulla falce e martello del PC. Gli sembrava una presa in giro, la falce e martello che volevano era ben altra, ed erano insomma parecchi, una minoranza sicuramente, ma hanno caratterizzato un decennio in qualche modo, tra grandi manifestazioni finite male, sparatorie, attentati e tutto il resto, sequestri, rapine, insomma di tutto e di più. Quindi noi non sappiamo che cosa alberga nel campo della, non voglio dire antipolitica, ma della non politica parlamentare. Si possono creare degli ecoterroristi, dei terroristi religiosi come quelli che ammazzano in America i medici che praticano aborti. Può succedere di tutto, non è che la mente umana sta ferma, oppure pensa alle farfalle, voglio dire. L'ambito parlamentare costringe al confronto, e quando tu ti devi confrontare con gli altri devi anche mettere in ordine le parole e devi dimostrare un minimo di senno di averlo tu e anche le tue tesi. Secondo me sarebbe buono che nascesse anche un partito terrapiattista, per esempio, così almeno vai in Parlamento, prendi la parola e dimostrami sta storia della terra piatta, vedi un po', perché altrimenti si creano le nicchie, come oggi chi si preoccupa del problema dell'informazione, la disinformazione, le fake news, i cospirazionisti. Ma perché esiste tutto ciò? Secondo me proprio perché non ha un accesso tranquillo e ampio sui mezzi di informazione principali. E siccome oggi ne esistono altri che funzionano piuttosto bene, la censura ufficiale non li cancella, li fa vivere semplicemente sotto traccia. E abbiamo sentito anche in periodo di pandemia o su altri temi il sorgere di tesi particolarmente fantasiose, quasi ufologiche, che però, non avendo il momento del confronto diretto, che ne so, li inviti da Vespa, dove ti pare, li metti là e dici, ma dilla questa cosa, sono stati gli UFO, ma da dove sono venuti? Cioè, metti alla prova le argomentazioni e le tesi. Invece no, si autoconfermano, no, in un territorio dal quale poi anche oggi la Giorgia Meloni si lamentava di questo fatto, dice mi state tirando addosso talmente tanta ostilità, dicendo che sono la reincarnazione del regime fascista o quello che sia, che state armando la mano di un qualche spostato che mi incontra per strada e mi ammazza, pensando di fare un atto patriottico e partigiano. Ha ragione a preoccuparsi, perché appunto quando ti viene dipinto addosso o ritagliato un vestito così estremo, qualcuno veramente può avere una pensata del genere, voglio dire. Però in tutto ciò, ecco, io semplicemente osserverò, come osserveremo tutti, visto che non decidiamo lo spazio della democrazia indiretta, come viene popolato, come si evolveranno questi microcosmi, se vogliamo, che vivono all'interno della galassia astensionista. Ecco, questo voglio dire. Stessa cosa per il discorso sulla giustizia, insomma, il referendum è stato un blando tentativo, forse poco sentito, ma una delle poche forme disponibili per affrontare un problema che obiettivamente esiste e che i vertici non hanno saputo affrontare. Si parlava di scioglimento del CSM e il CSM non è stato sciolto. Insomma, è un organismo che non si autoriforma, no? Questo mi pare evidente. Non si autoriforma, non riesce a riformarlo il Parlamento in quanto tale, non riesce a riformarlo appoggiandosi al voto dei cittadini. Pare che stia lì inamovibile. Vedremo questo cosa significherà nella percezione individuale di ciascuno di noi
nel rapporto con la giustizia, perché diciamo il livello di grande vicinanza, di grande simbiosi che si era creato in qualche modo nella stagione di giudici come Falcone, Borsellino e pochi altri, non credo che possa alimentarsi delle situazioni che conosciamo adesso, insomma. E se si staccano anche qui le due parti della società, la parte giudicante e la parte giudicata, e la seconda non riconosce la prima, anche i giudici hanno un problema di legittimità, di dire ma tu in nome di chi mi stai inquisendo, condannando e via di seguito, che poi passi da una carriera all'altra, poi ti candidi in politica, quindi non rimani in un solo ruolo, se vogliamo, terzo. Il problema resta tutto sul tappeto, diciamo così. Andiamo alla parte che forse ci appassiona di più per certi versi o è meno legata, diciamo, alle nostre miserie italiche. Abbiamo visto una grossa svolta negli ultimi giorni nella narrazione della guerra in Ucraina. Dopo, ormai siamo a oltre 100 giorni, dopo 90 giorni di vittorie ucraine, non si sa com'è, stanno tutti a dire andate a fare la pace, vedete un po' che cosa vuole Putin, perché sennò va a finire male. Ma non stavano vincendo? Io pensavo che erano già arrivati a Mosca. E allora secondo me loro pensavano che con l'afflusso di armamenti occidentali, eccetera, ci sarebbe stata diciamo, il discriminante che avrebbe favorito l'Ucraina. Dimostrando di essere un pochettino, come si dice, dilettanti allo sbaraglio, perché è vero che noi mandiamo armi, però bisogna vedere su 100 quanti realmente arrivano in mano delle forze ucraine di contatto, cioè al fronte, e quanti poi soldati che si trovano in mano questo materiale e ha l'addestramento necessario per impiegarlo nel modo migliore. E poi si sta notando anche un pochettino, cioè 10.000 soldati si sono fatti imbottigliare lì in quella zona, che sono stati distrutti tutti i ponti attorno a questa città, dai nomi impossibili, cioè non riesco a memorizzarli. Cioè è da stupidi. E poi un copione che solo chi non vuole vedere il copione non lo vede, cioè stanno rimettendo in scena lo stesso spettacolo che si è visto nell'acciaieria a Mariupol, cioè asserragliati in questa fabbrica chimica, chissà perché si sono portati o si sono rifugiati 500 civili. C'è tutta una questione. Certo, ormai si è visto che il sud, tutta quella zona del Mar Nero, è quasi persa, che le sanzioni stanno cominciando a fare effetto, ma non sulla Russia, ma sull'Occidente, e adesso si cerca di spingere Zelensky a fare delle trattative, ma trattative che dovrà concedere per forza qualcosa alla Russia, e quindi faceva, come sempre detto, faceva prima a non farla iniziare questa guerra, che poi la Russia non la chiama guerra. Io ho paura che ormai il coltello dalla parte del manico ormai ce l'ha via la Russia, e che ormai è la Russia che dice quando si vuole fermare. E non vorrei che a questo punto la Russia voglia punire abbondantemente l'Ucraina e abbondantemente l'Occidente. Addirittura si dice che stanno finendo anche le munizioni.
c'è penuria di munizioni, o vuole più missili, ma cambia poco. A questo punto cambia poco. La svolta potrebbe essere solo e semplicemente con l'ingresso dell'Occidente in campo, ma che non ha interesse a farlo. E se continua così riprenderanno gli attacchi su Kiev, eccetera, ed altre parti che per adesso sembrano essere ritornate quasi a una parvenza di normalità. Io non vorrei che alla fine chi ci rimette è proprio Zelensky. In che termini? Anche in termini di sopravvivenza. Ma per mano di chi? Vabbè, ufficialmente magari sarà per mano dei servizi russi, eccetera. Però potrebbe anche essere per mano di qualcuno. Quindi non in campo aperto con la baionetta tra le mani mentre fa l'assalto al nemico, un intrigo di palazzo più che altro. Un intrigo di palazzo o di palazzi. A meno che non accetta e comincia. Però vedi, accettare un colloquio con fare delle concessioni alla Russia potrebbe cozzare contro una volontà di altri del suo governo, insomma, e quindi in questo momento è tra l'incudine e il martello, tra una parte interna che non si sa che cosa voglia e la parte esterna che l'ha foraggiato fino in questo momento e adesso vuole una via d'uscita, e quindi insomma la vedo dura. C'era un caso di storia classica che è il nostro punto di riferimento, se vogliamo, narrato da Tucidide. Noi occidentali siamo legati un po' a questo, a partire dall'Iliade in poi, insomma, la nostra geopolitica nasce sulle basi dell'imperialismo ateniese e si raccontava che Atene aveva chiesto la soggezione, insomma, e il vassallaggio dell'isola di Meli, e gli abitanti dell'isola di Meli però gli risposero che non avevano nessuna intenzione, perché pur essendo un'isoletta insignificante che le forze militari ateniesi potevano distruggere in un attimo, si sentivano forti di un'alleanza con Sparta, che all'epoca contendeva un po' il controllo del Peloponneso ad Atene, e quindi grazie al parente più grosso, se vogliamo, al fratello maggiore, gli abitanti di Meli si sentivano nelle condizioni di poter rifiutare le imposizioni o gli ultimatum ateniesi. Poi successe che Sparta e Atene, per ragioni proprie, si misero d'accordo e i Meli non ci sono più. Quindi lo Zelensky di turno, insomma, è già stato descritto. Poi, se vogliamo guardare la nostra storia patria, è un po' il caso del Trattato di Campoformio, se vuoi, no? Quando all'indomani della Rivoluzione francese la Repubblica, la gloriosa, antichissima Repubblica Veneta, sognò un'indipendenza dal tallone austro-ungarico, grazie all'onda rivoluzionaria Liberté, Égalité, e invece il trattato di pace tra Napoleone e i viennesi portò a lasciare Venezia al suo destino di paese soggetto. Quindi vatti a fidare degli alleati grossi che poi non ti lasciano per strada. Ma sono corsi e ricorsi della storia. Corsi e ricorsi della storia, ma anche in piccolo, se vogliamo rimanere nella situazione locale nostra, siciliana. Oggi ricorre l'eccidio di Murazzo Lutto a Randazzo, dove il comandante dell'Evis, cioè dell'esercito volontario per l'indipendenza della Sicilia,
Vediamo che dal 43, insomma, c'era il movimento per l'indipendenza della Sicilia, si erano presi i contatti con gli alleati che promettevano l'indipendenza, e fin quando gli hanno fatto comodo, magari perché era una spina nel fianco per le forze italiane e tedesche sul campo, poi per motivi geopolitici o per altre necessità se li sono giocati e siamo quella che siamo ora. Una cosa è certa, che questo modo di comportarsi dell'Occidente mina la credibilità dell'Occidente stesso. C'è stata la fuga dall'Afghanistan, stiamo assistendo a un incoraggiamento all'Ucraina che ora poi magari viene abbandonata. Nel passato ci sono stati altri esempi e mi metto nei panni di una Taiwan. Con quale spirito può credere al 1000% di avere un sostegno da parte americana e dell'Occidente? Nell'Occidente quindi mettiamo pure il Giappone che è lì, contro un eventuale tentativo della Cina di appropriarsi di quest'isola che fondamentalmente non ha mai rinunciato come essere parte integrante del proprio territorio. E quindi diciamo che certi comportamenti, anche se poi l'informazione eccetera fa passare per altro, cioè mina e contribuisce alla perdita un pochettino di fiducia in questo Occidente che butta la pietra e poi se ne scappa. Dopo 20 anni in Afghanistan c'è stata proprio una fuga, si è ritornati alla barbarie, almeno alla barbarie per come la vediamo noi occidentali, dei talebani. E il mainstream farebbe bene a non fare certi servizi che le donne di nuovo col velo eccetera, perché è solo ipocrisia e idiozia. Cioè eravamo lì, ora che cosa vuoi fare? Ci vuoi ritornare? Dopo che fai questo servizio che cosa vuoi denunciare? Parlavi prima invece nel contesto della situazione sul campo in Ucraina del problema che non bastano solo le armi e possibilmente vengono a mancare anche quelle, magari ci vorrebbero persone adeguate, addestrate all'uso. E si continua a trovare tra i morti o i feriti o i catturati gente che ucraina non è. Ci sono gente che parla inglese, francese, e si continua a dire che sì, vabbè, ma sono tutti mercenari. Ora, io personalmente non so come si potrebbe distinguere un mercenario da un soldato, diciamo, di carriera, ma per cui ci dobbiamo credere in assenza di di possibilità di verificare che sono tutti mercenari. Però possibilmente non è così, nel senso che è un travestimento della partecipazione vera e piena di altre nazioni che mandano gente. E però poi dice che sono andati per i fatti loro. Tra l'altro, dicendo che vanno per i fatti loro, la cosa cambia perché c'hai la pena di morte quando ti prendono. Se sei soldato di ruolo, ecco, questa è l'unica differenza, che forse hai più interesse a dire come stanno le cose in quanto prigioniero. E vedi qual è il problema? Cioè, che le informazioni non è che abbiamo, lo ripeto, non è che abbiamo informazioni certe. Bisogna vedere se queste persone che sono state catturate erano diciamo inquadrati in una unità straniera, come potrebbe essere la legione straniera, dice che avevano fatto la brigata estera. E allora se sono inquadrati effettivi a una certa unità, ci sono tutti mercenari eccetera, è un discorso. Ma se io sto combattendo contro un'unità ucraina
prettamente ucraina e catturo l'inglese, il francese o l'italiano, allora certo che viene il dubbio che quello è un consigliere o un istruttore lì. Ora poi là il discorso è che tutti quanti gridano al lupo, eccetera, ma né l'Ucraina né la Russia né gli Stati Uniti e né, maggior ragione, le due neo repubbliche del Donbass abbiano sottoscritto gli accordi di Ginevra. E quindi com'è che quei due inglesi con il marocchino, mi pare, Sì. algerino, chi era, sono stati condannati a morte? Cioè, non c'è più nessuna garanzia. Forse l'unica cosa è che erano con una uniforme, perché se effettivamente non avevano l'uniforme era previsto che si passava per le armi, perché non sei più un combattente anomalo, diciamo, ma puoi essere accusato di spionaggio e in caso di guerra potresti essere passato per le armi. Poi la Convenzione di Ginevra dice no, che dovrebbe essere portato prigioniero. Però purtroppo quello che dice la teoria, i trattati, eccetera, poi trova l'imbarbarimento della battaglia e tutte delle situazioni. Se poi i trattati non li hai manco firmati. E poi se non li hai, appunto, che cosa bisogna portare la Russia, i generali russi, eccetera, eccetera, al Tribunale internazionale, giusto? Ma la Russia non ha mai sottoscritto questa cosa qua. Quindi come fai a portarmi a un tribunale che io non conosco? A ricordi logici? Vabbè, ti prendono prigioniero, oppure come è stato a Norimberga, finisce la guerra, c'è il vincitore, ti beccano e poi fanno il processo che vogliono fare. Ma così come fai? Anche quel militare russo c'è stato il processo, eccetera, ma con un difensore che era ucraino, senza prove contrarie, cioè, è propaganda, cioè, trova il tempo che trova, no? Senza togliere che magari sarà colpevole, per carità, non è che io voglio giustificare qualcuno, però voglio dire, un processo è quando il dibattimento avviene in condizione di parità, cioè nel senso che io ho il mio difensore e che può portare prove, circostanze a mio favore. Il viaggio diplomatico, politico, non sappiamo bene finalizzato a cosa, che vede insieme il neo capo del governo tedesco, il recentemente rieletto Macron per la parte della Francia e perfino il Presidente del Consiglio d'Italia, ti ha sorpreso? Cioè, ti ha sorpreso che hanno invitato anche Draghi e magari che non ci fosse, non so, il capo della Gran Bretagna al suo posto, o della Spagna? Insomma, gli sta andando bene a livello europeo. Ma vedi, perché lo zerbino in questo momento è l'Italia, quella più servile, eccetera, no? Comunque non mi ha stupito più di tanto. Ora bisogna vedere che cosa sono andati a fare. A esternare che l'Ucraina deve essere membro dell'Unione Europea, candidata, eccetera. Secondo me è l'ennesima presa per i fondelli. Infatti la von der Leyen ha detto bella notizia, però l'Ucraina deve procedere a fare delle riforme appunto sulla giustizia contro diciamo la corruzione, eccetera. E allora è un'ennesima presa per i fondelli, cioè per allungare il brodo, per dire va bene. E poi viene a dire che bisogna fare la pace, però la pace si deve fare secondo quello che vuole l'Ucraina. La pace si fa secondo un trattato. Allora,
fino adesso l'Ucraina vorrebbe di nuovo tutte la Crimea, forse la Crimea potrebbe rinunciarci, tutte le terre conquistate in questi giorni dai russi. Ma se ci stanno dando la cittadinanza russa, se stanno procedendo a cambiare tutto in direzione appunto russo, è chiaro, è palese che quelle terre lì non gliele restituirà né mai, e non sono nelle condizioni di poter battere i pugni. Che battono? Se non hanno più nemmeno le munizioni, che battono? Qualcuno ha ipotizzato che magari questa missione sostanzialmente riguarda i 3 componenti d'Europa che però non siamo in grado di sapere dentro la Germania e dentro la Francia come stanno le cose, però almeno per l'Italia ci siamo resi conto, credo, che la linea iperatlantista appunto da Zerbino, come dicevi tu, nei confronti dell'America che Draghi ha assunto, l'ha assunta in maniera un po' autonoma rispetto al paese in quanto tale, anche perché possiamo dirlo formalmente perché non ha consultato il Parlamento come se fosse un posto di perdigiorno. E allora da dove l'hai tirata fuori? Non appartieni a un partito, non ti consulti col Parlamento, non ti consulti con la cabina di regia, a chi stai rispondendo, chi stai rappresentando. Mentre invece, appunto, a far da contrasto a questa linea apparentemente univoca c'è l'apparato produttivo italiano, ci saranno imprenditori, una parte della politica locale anche che insomma gli dice guarda che il problema è serio e quindi non andare a fare troppo lo spavaldo, e quindi in questo senso lo ha spinto da un'altra parte. Forse, ecco, in questo senso sono i 3 paesi che, anche per ragioni di necessità, soprattutto la Germania, stanno andando a parlare con Zelensky per dirgli proprio guarda che insomma vedi che devi fare, ma questa guerra non può andare avanti, perché poi cominciano anche le ritorsioni indirette, l'afflusso del gas sappiamo che diminuisce eccetera, quindi le famose sanzioni di cui parlavi prima forse cominciano a diventare insostenibili per chi le ha decise in qualche modo. Quindi è stato detto questo, che vanno lì per convincere Zelensky appunto a cercare all'interno, anche con gli ultranazionalisti di cui parlavi tu sopra, di trovare una via della mediazione. Se non fosse così, che ci vanno a fare? Oltre al treno gli hanno portato un po' di proiettili? Nelle valigette hanno nascosto qualche arma letale? Tutto è possibile. È notizia di oggi che Gazprom ha ridotto al 50% la fornitura all'Italia di gas e ha chiuso completamente quelle alla Germania. Per me queste sono sanzioni, se vogliamo dare un significato alle parole. Quelle altre potevano sembrare la famosa frase di chi si fa danni all'apparato riproduttivo per fare un dispetto alla moglie, diciamo, no? Più o meno è quella saggezza lì, insomma. Ecco, invece proprio per questo, sul piano appunto, se vogliamo, di scontro di civiltà, qualcuno ha voluto ricordare, poi chiaramente la cosa è stata anche voluta simbolicamente, a Mosca viene buttato fuori McDonald's, viene al suo posto creata una nuova catena di fast food, insomma, perché poi si chiamano così, esattamente negli stessi luoghi, con lo stesso personale, nello stesso posto. Hanno fatto le foto del 1991, quando aprì il primo McDonald's nella ancora più o meno Unione Sovietica, e adesso invece che ha aperto questa nuova catena che si chiama, tradotto in italiano, buonissimo, ottimo, quello che è, e quindi questa sorta di ricostruzione dalle ceneri in chiave patriottica, in qualche modo, l'hamburger patriottico, russo e non americano. Non so se il panino abbia un sapore diverso, ma ho dei dubbi, anche le patatine più o meno saranno quelle. Ora, in tutto ciò, io trovo 2 possibili letture, molto diverse tra loro. Una che osserva questo dato di fatto e ne trae appunto una valutazione in chiave epocale, la chiusura di un ciclo,
Quindi un po' come quando l'impero romano si era espanso, poi a un certo punto si smonta e si passa al Medioevo, no? E quindi la fine di questa struttura sovranazionale della globalizzazione che nel McDonald's obiettivamente, come nella Coca-Cola, ha avuto i suoi vessilli simbolici, come erano una volta le statue di Augusto o dell'imperatore Claudio, di quello che ti pare, che le abbiamo trovate pure in Scozia, in Irlanda, da tutte le parti. E superficialmente potremmo dire che è così. Però, in effetti, la globalizzazione non è detto che si muova solo attraverso dei simboli che sono portati dall'esterno. Anche perché non è che appunto il McDonald's russo, adesso questo suo successore, è diverso. È esattamente quello. Nella sua caratteristica, nella sua dimensione del rapporto con i clienti, nella moda alimentare. Non è che fanno carne alla tartara scaldata sotto le selle dei nomadi delle steppe. Cioè il menù è quello, patatine, Coca-Cola, o come la vogliamo chiamare, una bevanda frizzante al caramello, e quel panino tondo con l'hamburger dentro. Non è che invece è solo un passaggio di consegne, come per certi versi anche nelle fasi post-coloniali, in fondo però delle strutture del funzionamento di una società, anche se se ne va il colonizzatore di turno, rimangono quelle in qualche modo perché si hanno messo le radici. Cioè in fondo una Russia come quella di oggi, che non ha uno zar, anche se Putin lo chiamano zar, che ha una struttura sociale sostanzialmente comparabile a quella dell'Occidente, che ha magari dei cittadini russi nelle grandi città che vivono più o meno come a Parigi, a Londra, a Milano, lavorano negli uffici, eccetera, non stanno nelle isbe, o come si chiamano le case dei contadini della plebe dei tempi di Tolstoi. Alla fine il loro stile di vita, possibilmente sanno pure l'inglese, usano internet come gli altri, in fondo sono globalizzati lo stesso, anche se vanno al McDonald's scritto in caratteri cirillici. E quindi in realtà questa cosa non significa proprio niente da quel punto di vista. Non è la chiusura di nessuna era, è anzi il segno della introiezione del modello occidentale, che è talmente introiettato che sembra quasi diventare autoctono. Ma io penso che certo il tipo di comportamento lo ha influenzato la gente che andava al McDonald's. La cosa che magari è cambiata, oltre il nome, è il fatto che invece di avere prodotti importati dagli Stati Uniti, il famoso formaggio giallo, così, e invece l'hamburger è locale. Una cosa è certa, che comunque con queste sanzioni un pochettino la Russia ci sta guadagnando, perché se noi prendiamo che vende petrolio a basso costo all'India, le società che importano questo petrolio ci sono nel consiglio, insomma, come azionisti russi, rivendendolo all'Occidente ci guadagnano 2 volte. Ora, sul discorso delle materie prime che vengono cucinate nei McDonald's in giro per il mondo, mi pare di aver capito che per esempio nel contesto italiano, in realtà almeno per quanto riguarda per esempio la carne, che appunto serve per gli hamburger eccetera, il fornitore è già italiano, insomma. Non so se viene utilizzato lo stesso modello di reperimento già sul territorio, anche perché per esempio le patate per le patatine, piuttosto che fargli fare il giro dei 4 angoli del globo, si faranno le patate in Russia, penso, da qualche parte, ci saranno zone con un clima adatto. Non c'è bisogno di farle arrivare da oltre Atlantico, non so. Più che altro, secondo me, era il discorso appunto dello stile di vita. Dal punto di vista economico, invece, c'è un'altra considerazione che viene fatta di economia internazionale e di modello economico. Si parla oggi di una lotta, di una contrapposizione tra l'economia dei produttori e l'economia
di chi gioca in borsa sostanzialmente. Le due parti sarebbero appunto la prima, paesi come la Russia, che ha le materie prime quantomeno, anche se non le trasforma più di tanto, la Cina sicuramente che le trasforma per tutto il mondo, diciamo così, mentre invece da questa parte della terra ci sono paesi che da parecchio tempo appunto giocano sui rialzi o anche la speculazione anche delle criptovalute, di tutte queste cose che sembrano un po' galleggiare sul nulla in qualche modo. Qualcuno diceva pure che si può guadagnare anche quando la criptovaluta scende. Bisogna vedere come, nel senso che in effetti se ce l'hai in tasca il suo valore cala, se non ce l'hai la vai a comprare, devi comunque spendere e non sai se continuerà a calare, quindi sono meccanismi che non conosco, però al di là dei possibili sistemi per trarre profitto da questa dimensione totalmente effimera, poi però ci si scontra un po' con una realtà che a quanto pare la quantità di denaro, diciamo, che gira nel mondo è pari a 4 volte il vero prodotto mondiale, e quindi è di 4 volte più amplificato di quanto non sia in realtà. Quindi chi ha in tasca quella parte di valuta inesistente, diciamo di denaro inesistente, potrebbe vederla sparire da un momento all'altro. Chi si ritrova miniere appunto dove si estraggono materie prime interessanti o anche apparati produttivi che funzionano per la trasformazione, può essere abbastanza ragionevolmente sicuro che quei beni sono là oggi e saranno là anche domani. Non si giocano in una Wall Street, non sono così soggetti alla volubilità di un mercato che oggi ti dice c'hai in mano di tutto e domani ti dice non c'hai in mano niente. E quindi anche lì è un confronto di civiltà in cui forse però l'ambito occidentale si è dimenticato che i punti sostanziali non si devono mai perdere di vista, perché altrimenti si crede di poter giocare al Monopoly con le banconote appunto del Monopoly fondamentalmente, e poi si va a finire male in pratica. È anche l'occasione giusta in qualche modo, visto che eravamo in argomenti internazionali, per annunciare al nostro pubblico, che ringraziamo sempre per l'attenzione che ci dà ogni settimana. Abbiamo degli affezionati, insomma, che quando vedono la faccia di Di Maio in copertina vengono un pochino respinti, hanno un moto di repulsione, quindi abbiamo capito: Di Maio non ve lo facciamo vedere più, che non porta bene. E invece di solito, insomma, sono presenti in maniera costante. Dicevo che appunto su questi argomenti di vasta portata siamo contenti di poter annunciare la imminente pubblicazione qui in rete sul nostro audiovisivo di un piccolo documentario che è stato confezionato con la principale fatica di documentazione e di esposizione del qui presente Salvatore Ginebrelli, e un piccolo contributo da parte mia riguardante un evento della geopolitica contemporanea, ossia la cosiddetta guerra delle Falkland, altrimenti giustamente definita anche guerra delle Malvine, perché si tratta di un pezzo di globo terrestre, delle isole, che si trova nel Sud America, vicino all'Argentina, e quindi non si capisce perché si debba chiamare Falkland con termine evidentemente anglosassone. Una pagina di storia molto ricca di eventi, insomma di sfaccettature anche per noi contemporanei. Stiamo parlando del 1982. E io vorrei soltanto raccontare a chi ci ascolta di una cosa curiosa che mi è accaduta proprio mentre si lavorava a completare questo documento, che prestissimo potrete vedere e valutare. Una ricerca di immagini, di documentazione anche visiva, e partendo dal sistema più banale che oggi la rete ci mette a disposizione, il motore di ricerca,
L'anno, abbiamo detto, è il 1982. Secondo te, scrivendo questa data su Google, nella ricerca soprattutto dedicata ad immagini e illustrazioni e roba del genere, che cosa è uscito fuori a paginate intere, non il primo, ma tutte le schermate del risultato di Google riguardante la ricerca dell'anno 1982? La guerra delle Falkland? Ovviamente no, ma neanche dopo 10 pagine, cioè proprio quella non pervenuta. Io non avrei idea, cioè, non lo so, qualcosa proprio, il terrorismo in Italia, qualcosa del genere. Manco per niente, anche quello non pervenuto. E allora è il campionato di calcio mondiale. Oh, finalmente, ora sì che sento un vero italiano. Calcio a più non posso, campionati, sottocampionati, scudette, coppe del nonno, squadre che si sciolgono, squadre che si formano, arbitri cornuti, in tutti, tutto e di più. Poi dopo molti calciatori, polpacci di calciatori, si arriva al Festival di Sanremo come altro pilastro, ecco, i due pilastri dell'Italia, pallone e canzone, diciamo. Il che mi ha colpito, perché evidentemente, prima di tutto, le mie priorità, diciamo, di interesse, eccetera, sono poco allineate con quello che attraverso Google si immagina che sia la sfera degli interessi dei più, diciamo. Inoltre mi è venuto alla mente un'intervista di Umberto Eco che si riferiva a uno di questi quiz televisivi, diceva, allora, la domanda era, domanda di storia, quando si incontrarono Mussolini e Hitler venivano proposte 4 date, 1938, 1960, 1975, 1981, tipo. E non solo, insomma, saltava agli occhi, secondo me, l'assurdità di 3 risposte su 4, quindi rimaneva solo quella giusta. Ma la cosa che sorprendeva e intristiva il povero Umberto Eco era che i concorrenti avevano dato prima tutte le risposte inverosimili, che per loro erano tali e quali ugualmente possibili rispetto a quella giusta, e quella giusta era rimasta l'ultima. Che vuol dire che se tu collochi cronologicamente negli anni 60, 70, 80 è uguale un incontro tra Mussolini e Hitler, non sai che erano morti già da un po' di tempo, non sai che c'era stata una seconda guerra mondiale che era anche finita, cioè è un bel vuoto quello che viene illuminato da una risposta del genere, su dei punti fondamentali che anche solo se ti riferisci alla storia della tua famiglia e pensi a da dove vieni, chi era tuo padre, chi era tuo nonno, che possibilmente qualcuno che nelle fotografie di casa ha una divisa addosso, come mai c'ha la divisa addosso? Era carnevale? Cioè, fatti 2 domande anche a livello di microstoria del vissuto. Da dove vieni? Dal negozio di Gucci? Sei nato dentro un iPhone? Ecco, questo schiacciamento totale sul presente e in alternativa, quando si parla del passato, la gloriosa storia del calcio, ecco, insomma, come dimensione del passato. Noi abbiamo raccontato in questo piccolo documentario un 1982 senza pallone e senza canzoni. Vedete un po' voi se i contenuti che abbiamo trovato e vi riproponiamo siano più o meno altrettanto importanti, non dico di più. Queste scaramucce in mezzo all'Atlantico con gente che manda aerei, si ammazza e fa, dice, vuoi mettere una bella partita di pallone? Certo, potendo scegliere. Questo qua sicuramente sarebbe positivo se certe controversie si potessero risolvere con una partita di pallone, anzi, magari è auspicabile. Anche se poi il pallone porta violenza, perché i giocatori Hooligan si limitano, si limitano a qualche spintone. Poi sugli spalti o fuori dallo stadio ci sono le battaglie vere e proprie. Certo, è uno spaccato di 40 anni fa che fa parte della storia che purtroppo io sono critico, l'ho sempre detto, sulla scuola come si è trasformata, non sforna più cultura
gente di cultura, ma magari sforna tecnici di laboratorio da operai, insomma. E invece secondo me a qualsiasi livello, tipo di studio, bisognerebbe ritornare a impartire i fondamentali della storia dell'umanità, della storia del pensiero e quant'altro. Ma poi se tu fai ascoltare per esempio la musica che fa parte della cultura e per i ragazzi gli arriva una sinfonia di Wagner, poi gli viene di invadere la Polonia, quindi bisogna stare attenti. Potrebbe suscitare sciovinismi, diciamo, nascosti, per cui forse la sana ignoranza li tiene tranquilli. No, se sentiamo l'inno di Mameli ci viene di prendere i moschetti e fare le barricate, le 5 giornate di Milano. Cioè, Hai visto mai? ammesso che sappiano cosa siano state le 5 giornate di Milano, le 10 giornate di Brescia, le 4 giornate di Napoli, fa male vedere che non c'è, vabbè, ci sono i casi eccezionali ormai, però non c'è il sapere con la S maiuscola. Si è molto nozionistici e poi magari sai più quello che ha fatto, che so io, Maradona e non chi era, che cos'è il conte di Carmagnola, ecco, cioè, mettiamolo lì. La proposta per l'anno prossimo, l'anno scolastico, di iniziare ogni mattina le lezioni con l'inno di Mameli è stata fatta, quindi non possiamo dire che il ministro non si sia prodigato in questo revival. Non so se basta. Diventa poi folklore, Forse non basta. Forse dietro qualcosa ci vuole poi anche un contenuto specifico. Chiaro. Bene, concludiamo qui la puntata di questa settimana. Vi ringraziamo per l'ascolto, vi invitiamo sempre a condividere e a segnalare a chi ritenete possa essere interessato dei nostri approfondimenti e del contributo che diamo all'interpretazione dei fatti della settimana, e vi diamo appuntamento alla prossima settimana di Qui Sicilia. Buonasera.